Ciao, proseguiamo il nostro tour a Vinitaly 2024, siamo alla tenuta natalina Grandi, al padiglione 10, stand I di Imola 2, I2. Ecco, siamo insieme a Riccardo Penzo e Cristina Cristina. Paina. Cristina Paina. Eh, Già La- abbiamo un durello, guardate, questo ci dice già tutto sull'azienda. Spumante, bello anche il packaging, mi piace molto, ma parlaci di tenuta natalina Grandi. certo, cresciamo tra Gambellara e i Colli Iberici, facciamo prevalentemente vini monovarietali, quindi 100% di uve autoctone. Il durello, da uva durella si ottiene il durello, è un vitigno che cresce solo in suolo vulcanico tra i Monti Lessini e Gambellara, appunto, da cui ricaviamo questo in un bellissimo fazzoletto di terra in cima alla collina. Quant'è la produzione annuale? Siamo solo sulle 40.000 40.000 bottiglie bottiglie, sì. su diverse comunque anche referenze, perché ci teniamo ad avere pronto il territorio, far qualità, tutta certificata biologico e non ecco, far grandi volumi. Una domanda provocatoria, il biologico paga? Nel senso, è valido davvero oppure è una E moda passeggera? Allora, paga ancora non veramente, però non è una moda passeggera, soprattutto all'estero e anche comunque in Italia, diciamo così, in maniera un pochino più lenta, ma diciamo che è quel jolly che ti permette magari di concludere la vendita in più, cioè non è una cosa che magari domandano in prima battuta, ma a parità di prodotto con altre aziende, essere biologico poi ti fa vincere al photo finish. Ho capito, sì, è importante. E mercato estero o italiano? Come bollicine più mercato estero, anche se la fa da padrone il prosecco ancora, che noi Certo, produciamo anche molto buono, devo essere sincero, perché cresciuto su suolo vulcanico fa la certo, differenza. certo. E gli autoctoni sono apprezzati soprattutto in Veneto e in Italia, quindi Durello, Garganega, dai Colli Iberici arriva il Tai Rosso, che è un Dai, vecchio certo. Grenache arrivato 500 anni fa, è diventato autoctono. Noi facciamo anche un rarissimo metodo classico di Tai Rosso, che è veramente Bello. una novità che Se poi lo faremo abbiamo in provare degustazione mi piacerebbe, così a lo seguire. presentiamo. Sì, Vorrei farvi iniziare sì, da un ottimo durello, perché noi siamo gli unici a fare uno Charmat lungo di 5 mesi. Tutti buono. lo fanno di 4 Tre, settimane, se non sì. 4 Vabbè, giorni. Noi arriviamo poi arrivate ai a 5 4-5 mesi. mesi. Ok, Esatto, quindi un perlage assaggiamolo, molto fine. assaggiamolo. Poi facciamo il classico 36 mesi a metodo classico, Sì? sempre di durello, la Garganega in versione anche ancestrale, e il Tai Rosso solo a metodo classico Padosé. Mhm. Conosci la zona? Possiamo invitarvi in cantina magari una volta? Volentieri, volentieri. Se abbiamo la possibilità veniamo volentieri. Signora, gradisce? Sì, grazie. Qualcuno scherza, ma il durello può avere anche degli effetti desiderati sull'euforia e sulla convivialità, che auguriamo a tutti di farlo assaggiare, perché chi lo assaggia si innamora e, diciamo così, passa oltre al prosecco, preferendo durello sia che sia in una versione che nell'altra. Facciamo un cino insieme. Anche una bella struttura aggiungerei, eh? Sì, ha un'acidità innata che resta molto alta. Un bel brindisi ci vuole, eh? A voi. A voi benvenuti e buon Vinitaly a tutti. Che Grazie. sia un buon inizio. Sì, beh, abbiamo iniziato benissimo, mi sembra. Sì. Al naso Bollicine, sentite che è molto varietale, sì, molto profumato, fruttato, sì, sia fiori ma anche frutta, molto più del prosecco in certi casi, e ha questa caratteristica nota anche di mela verde, il nostro in particolare. Mentre poi in bocca vi lascerà la bocca appunto un pochino più da suolo vulcanico, quindi anche molto sapido. sì, sì. Ah, parlavo prima di struttura, quindi vedo anche una bella morbidezza già con la glicerina, che si nota già nel bicchiere, ma soprattutto in bocca.
piace molto. Complimenti. E considerate che è un brut normale, quindi siamo sui 7-8 grammi litro, Sì. non siamo nel secco. Poi se vorremmo continuare la degustazione, per esempio il metodo classico lo facciamo extra brut, quindi scendiamo anche Scendiamo. a 3 grammi zuccherini fino ad arrivare allo zero del Padosé, poi con il metodo Notevole, classico di tè notevole. rosso. Sono curioso del taglio. Non Forse per essere veniali, ma anche un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto ovviamente a un metodo classico. ad esempio in cantina, visto che non siamo veniali. In cantina siamo 7,50 € ai watt, Ah, quindi perfetto. per essere un prodotto Ottimo. biologico così lungo, con anche una selezione, credo sia un Ottimo, prodotto centrale. assolutamente, assolutamente, ottimo. Quando stai a Rosé? Il Thai diciamo che non è conosciuto moltissimo come tipologia proprio di vitigno e di vino. Ma è più locale, forse? Sì. Sì, sicuramente è più locale perché ha un po' l'impronta del Pino Nero. Ah, Fate conto, il consumatore medio che ci può ascoltare magari può pensare a un Pino Nero altoatesino come struttura così, un rosso poco tannico, leggero, acidino. Ecco perché dicendo acidino ci è venuta l'idea di fare il metodo classico che apparentemente non fa nessuno, ma a noi è riuscito particolarmente bene. Vedete, tu avevi notato il packaging, anche questo Sì, ci molto caratterizza, da un nome anche abbastanza Solo lei. che si ricorda, solo lei. Qui non avevo visto il nome, qui non c'è. No, Qui è preferiamo Durello. chiamarlo E Durello. allora perché solo lei? Solo un omaggio alla nostra fondatrice, lei, la Natalina Grandi, quindi diciamo prima il Solo lei proprio, ho capito. solo cioè- lei, dedicato a lei, ma anche noi usiamo la parola solo quando facciamo 100% di quell'uva, quindi Ah, solo monovarietale e anche padosé, quindi senza condizioni, Sì, sì, ecco. sì, 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 ho capito. Puro, diciamo proprio. Puro, esatto. Puro, ho capito. Beh, io sono uno degli amanti del Padosé, mi piace moltissimo. Dicevamo che un po' il Thai rosso è stato un pochino così bistrattato all'inizio perché si considerava un vino leggerino che si beveva soprattutto in zona. Mm. Poi in realtà negli ultimi anni è stato, diciamo così, riscoperto anche con delle versioni più strutturate, quindi si sono accesi, diciamo, le luci un pochino su questo vitigno che comunque si è acclimatato in maniera molto originale, perché se pensate che il Grenache parte in Francia, ma per esempio in Sardegna diventa una cosa di potenza come un Cananau Certo. e fa, come dire, una certa soggezione, poi pensarlo acidino, leggerino sui iberici. Guarda caso però si abbina benissimo ai piatti che abbiamo in zona, uno fra tutti il baccalà alla vicentina che meriterebbe un vostro servizio perché sta diventando anche una via europea, proprio un cammino. Quindi il Pietro Querini, naufrago, scende alle Lofoten, scopre il pesce bastone e rientrando crea questo percorso in mezza Europa perché era un ambasciatore alla fine di Venezia. Io sono uno degli amanti del baccalà alla vicentina. Tra l'altro Allora. sono stato in una delle ristoranti, trattorie, chiamale come vuoi, tipiche del baccalà alla vicentina. Mi pare proprio a Bassano del Grappa sono stato e insomma è notevole. È notevole. Allora, il Thai rosso è l'unico vino concesso rosso in abbinamento al baccalà vicentina perché ecco. la confraternita dà anche dei consigli, insomma dei vini Certo. autorizzati per l'abbinamento. Quindi verso Bassano si beve sicuramente il Vespaiolo, mentre Sì. dalla nostra parte Sì. della provincia si beve Durello per i bianchi, Mhm. soprattutto bollicina, per il fermo la Garganega. La confraternita ha voluto proprio anche la nostra Garganega, se la vorrai assaggiare l'ultimo anno per il Galà c'era solo il nostro Durello e la nostra Garganega, Ok. mentre per il rosso
il Thai rosso così leggero in versione sia ferma che bollicina. Evviva, il colore È bellissimo. bellissimo, mi piace molto, evviva. Sì? Può arrivare a una buccia di cipolla secondo te o è ancora prima, è una cipria? No, una buccia di cipolla ci sta, ci sta. Ma a parte il colore è la piacevolezza del vino, molto piacevole, è diverso ovviamente dal Durello, va bene? Questo, anche se è Padosé, comunque sia, c'ha questa bella persistenza, c'ha questa bella rotondità in bocca, piena bene il palato, piena bene il E gusto. secondo me anche un po' più di frutto rispetto a un classico Pinot Nero Grande Noir. Sì, è meno invasivo comunque sia sicuramente Esatto. del Pinot Nero, molto 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 piacevole. Direi di concludere con la Garganega? Sì, volentieri, grazie. E Garganega che in questo caso Cristina vi ha portato proprio il nostro cru di collina, Sì. infatti prende il nome del toponimo, Colle di Mezzo è proprio una località, una gola tra le due, diciamo così, vette dei colli che sovrastano Gambellara. Quindi Certo. ci troviamo in zona classica e solo in questa bottiglia mettiamo solo una selezione delle uve che viene dalla collina, leggermente sovramatura e a differenza ecco, di un'altra bottiglia che esprime freschezza e vivacità, questa è una selezione che cerca più l'abbinamento enogastronomico, quindi è un po' Certo. più ricco in bocca, un po' più persistente Mhm. e proprio ideale da Baccara alla Vicentina, dicevo che è stato selezionato per fare l'abbinamento al galà proprio di presentazione dell'ultima edizione. Mentre versi un abbinamento per il Durello? Allora, è molto semplice perché è molto duttile, dall'aperitivo tiene benissimo anche un sushi, adesso che tanti ragazzi si approcciano a questa tipologia di food, mentre per stare in piatti diciamo più nostrani, qualsiasi cosa comunque a base di pesce, da crudo a non so, una fettuccina con un po' di... adesso c'è anche il granchio blu che va di moda un po', da noi ci sono molti ristoratori che propongono questo piatto, ma comunque anche le ostriche, un crudo di pesce, questa acidità, questa sapidità Scelgo il crudo di pesce. pulisce in maniera Scelgo il crudo di egregia. pesce, una crudità di pesce mista anche, cioè non solamente, cioè anche con gamberi, con tonno magari, anche una bella insalata di mare magari senza aceto o limone, per una volta molto semplice e delicata, io credo che questo potrebbe essere un ottimo abbinamento. Soprattutto per questa bottiglia qui, Padosé, è la morte sua. Quando andiamo sul 36 mesi, che ha, come dire, l'arricchimento dei lieviti, Mhm. tiene anche un po' quel burro, quell'arricchimento che può avere un piatto di pasta Certo, saltato, un risotto, e quindi ecco che si può crescere poi con il gusto Assolutamente. quando la sosta sui lieviti lo permette. Qua, vogliamo dirlo, la bollicina mette allegria, no? È vero o no? Io direi di chiudere con la È vera Garganega. passione la tua, mi fa molto Assolutamente piacere sì. della vostra visita. Allora, tenuta natalina Grandi, padiglione 10, stand I di Imola 2. 2. E Vi se no, vi aspettiamo. aspettiamo a Gambellara. Assolutamente sì. Grazie, grazie e complimenti. voi. Ciao.